A quando risale la storica edicola sul ponte nella zona della parrocchia di Santo Stefano? La prima testimonianza più antica è del 1579, quando il vescovo di Brugnato, Monsignor Mascardi, in visita pastorale, nella sua relazione ne attesta la presenza. Non sappiamo però nessun particolare sull'edicola. Si trova però su un ponte che ha una caratteristica importante per questa zona. Sì, è un ponte di origine, un ponte medievale, ristrutturato poi agli inizi del Settecento. Questo ponte rappresentava la via di accesso dal borgo alla Pieve di Sestri ed era un punto viario, prima dell'avvento della moderna viabilità carabile, abbastanza importante per l'intersezione di varie strade, sia costiere che muovevano anche verso l'interno. Nel corso della ristrutturazione del ponte nel 1724, un intervento che ha portato anche a un grosso intervento di bonifica, perché le acque del Gromolo esondavano molto spesso. È stato poi, nell'ambito di questo intervento, anche sistemata l'edicola, e infatti la lapide marmorea che è posta nello zoccolo dell'edicola stessa attesta questo intervento, l'intervento di bonifica delle acque. Interviene in questo momento anche la dedicazione alla Madonna, il culto del Carmine era ormai una realtà assodata, proprio perché proteggesse anche proprio da queste esondazioni del Gromolo. Infatti nell'edicola viene definita la Signora delle Acque. L'edicola, oltre ad essere pregevole dal punto di vista estetico, è sempre stata un riferimento identitario, culturale per tutta la comunità. È stato fatto un restauro molto attento sia dal punto di vista architettonico che proprio di recupero delle notizie sul percorso dell'edicola, in collaborazione con la soprintendenza, con l'architetto Maggi, insomma con tante persone che sono state vicine al progetto e anche tanti volontari che hanno seguito il percorso, per cui insieme al parroco Don Marco Torre, insieme alla comunità di Santo Stefano del Ponte e all'amministrazione comunale ci è sembrato giusto avere questo momento pubblico di inaugurazione venerdì sera alle 21 proprio sul ponte, sul ponticello, invitando tutti i cittadini a partecipare.